Siamo con il mister dell'Azzurra Hockey Novara, Sergi Punse. Allora Sergi, si sapeva che sarebbe stata una partita di grande sofferenza questa, lo è stata al di là del risultato largo negli ultimi minuti, direi che però è una vittoria che ci voleva, diciamocelo. Sì, sì, no, sappiamo che sarà ogni partita che giochiamo sia a casa che fuori per noi sarà una partita sofferta, perché quest'anno diciamo che il campionato sta molto egualato, meno quelle 3-4 squadre che sono sopra, ma veramente Sandrigo ha fatto una partita dura e ha messo in difficoltà i miei giocatori. Il 7-2 non è reale per niente, ma è stato così. Abbiamo fatto un buon lavoro soprattutto a livello mentale di arrivare fino alla fine, perché con il 3-2 abbiamo rischiato qualche momento perché loro bisognavano, hanno alzato il livello, ma credo che i miei giocatori hanno dato soprattutto una legione di forza mentale e di gestire la situazione, cosa che qualsiasi partita fuori prima non è successo. Allora sono contento per la vittoria, sono contento per l'atteggiamento dei giocatori, soprattutto sono contento per la crescita che piano piano, settimana a settimana, stiamo facendo. Ecco, infatti qui volevo arrivare, tu sei un uomo di grande esperienza in questo sport, secondo te questa vittoria può rappresentare un po' una svolta nel campionato? A volte ci sono delle partite che rappresentano proprio un girare la pagina di un libro, può essere questo? Deve essere perché stiamo lavorando bene, stiamo lavorando tantissimo, i giocatori stanno dando il 100%, bisognamo una partita dove abbiamo sofferto, ma abbiamo saputo andare avanti. Abbiamo sofferto... Uno step di crescita, Esatto, chiamiamolo perché così. ha successo contro il Follonica è una squadra di altissimo livello, l'abbiamo tenuto fino alla fine, ma ha mancato un po' di maturità, un po' di serenità e soprattutto un po' di forza mentale. Contro il Monza lo stesso, anche se abbiamo fatto una partita diciamo non buona, contro il Sardana lo stesso, ma oggi i giocatori hanno fatto quel passo avanti a livello mentale, perché di qualità c'è, il gioco c'è, quello che cerchiamo, che lavoriamo c'è, ma sono contentissimo per la crescita mentale, che questo è sicuramente quello più duro, difficile e incontrollabile per un allenatore, no? Che i giocatori trovano quella forza per gestire tutte le situazioni con l'hockey, una sport di svaglie, si trovano. Sono contento e aspetto mercoledì prossimo a Valdagno, che non sarà facile perché è una squadra di altissimo livello. Prima Natale arriva a Valdagno, andiamo a Valdagno, arriva il Trissino. Allora quello che dobbiamo fare è continuare a lavorare, mettere la testa, quella impronta che abbiamo fatto psicologica oggi e mostrare ai giocatori che questa è la strada, perché sono contento del lavoro fatto e dopo si vede anche in pista che piano piano riusciamo a controllare questa situazione a livello mentale. Grazie Sergio e complimenti. Grazie a voi.